giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Alle 12:30 anche oggi il governatore Zaia farà il punto della situazione per quanto riguarda appunto le nuove positività Covid e quant'altro. Tanti gli aggiornamenti, ieri l'argomento del giorno principale è stato quello dei cosiddetti hotel Covid, allora andiamo a vedere di che si tratta. Una giornata dai due volti rappresentati in questi cartelli. Da un lato il dato sui ricoverati in area non critica che per la prima volta da molte settimane registra un segno negativo, dall'altro il numero dei decessi, 100 nelle ultime 24 ore, il giorno con la più alta mortalità. E proprio su questo fronte circa l'80% delle vittime aveva più di 70 anni. Per quanto riguarda la tenuta degli ospedali, la pressione continua ad essere forte con quasi 2.400 pazienti, ma al momento difficile dire se il picco sia già stato raggiunto. Io non so dirvi se abbiamo raggiunto l'apice come previsto, però è pur vero che degli indicatori, anche se timidissimi, anche a livello nazionale ci sono. L'assetto ospedaliero veneto è comunque pronto a subire un'eventuale onda d'urto. Per questa seconda ondata la Regione Veneto ha predisposto 6.000 letti in area non critica, oltre 1.500 nelle strutture intermedie e altri 740 nei 5 ospedali dismessi e recuperati. A questi andranno ad aggiungersi, su indicazione del commissario Arcuri, anche i Covid Hotel, che in caso di necessità potranno ospitare pazienti in fase di guarigione che non hanno più bisogno di assistenza sanitaria, ma che per vari motivi non possono ancora far rientro a casa. Abbiamo molti casi, anziani positivi, con coniuge negativo, e allora in questo caso invece di tenere ospedalizzato questo signore o questa signora andranno al Covid Hotel. Potrebbero essere riservati anche dei posti a dipendenti ospedalieri. C'è chi dice io voglio mettere in sicurezza la mia famiglia, c'è anche c'è un minimo di posti anche dedicato per queste emergenze. Alle ULSS il compito di individuare le strutture più idonee. Sono state individuate circa una ventina di strutture. Ci veniva chiesta una per provincia. La lista dovrà ora essere scremata dalle ULSS, con le quali si dovrà anche discutere la parte economica. Stiamo ragionando appunto per eventualmente individuare le modalità di ristoro, di individuazione di tariffe e di quant'altro. Il governo dovrebbe pagare. Intanto stamane si è riunita la conferenza delle regioni, sul tavolo la questione dei 21 parametri determinanti nell'assegnazione delle fasce di rischio regionali, inseriti, ricorda Zaia, in un provvedimento del 30 aprile scorso. Quei parametri nascevano come un elemento di benchmark, no? Di barra di controllo, uno dice guardo come sono messo in base ai parametri. Adesso è diventato un elemento di giudizio. Dalle regioni una serie di richieste al governo. Di fare, come si può dire, fare più sintesi e non avere tutti questi parametri, questi 21 parametri. Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo, cioè della serie non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa. E a proposito di Covid Hotel, ne sono stati individuati 16 in tutta la regione, nello specifico 3 nelle ULSS 9 e 6, 2 per le ULSS 1, 4 e 8 e una per l'ULSS 2, 3, 5 e 7, quindi 16 strutture in tutto che andranno ad ospitare, abbiamo sentito anche poco fa il presidente Zaia e l'assessora Lanzarina, andranno ad ospitare Covid positivi. E andiamo adesso invece a Vicenza, perché in pieno centro siamo in Corso Palladio, se non sbaglio, abbiamo la nostra Gabriella Basso. Giusto Corso Palladio, Gabriella? Ciao Vanessa, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. No, siamo in realtà vicino a Largo Poste, ecco. Quindi siamo diciamo paralleli, se vuoi, in un certo senso a Corso Palladio. Ecco, siamo qui perché abbiamo fatto un giro per tutti quelli che sono un po' i negozi del centro per capire che aria tira, perché dalle associazioni di categoria è partito l'invito, e ci sono alcuni negozi hanno esposto anche i cartelli, a comprare, l'invito ai vicentini, ai residenti, a chi passa per il centro a comprare questo Natale, comprare nei negozi del centro. L'invito appunto a non utilizzare l'e-commerce o i grandi distributori dell'e-commerce, e soprattutto per rivitalizzare il centro, per dire che il centro è sicuro, ci si può andare e ci sono tutte le misure di sicurezza che sono state predisposte. Il problema però è che di fatto c'è pochissima gente rispetto certamente a prima del Covid, ma comunque c'è poca gente, i negozi sono semivuoti, ci sono situazioni difficili. Abbiamo sentito una commerciante che in questo mese i suoi scontrini sono stati praticamente pari a zero,
cioè nel senso proprio zero di fatturato a fine giornata, era zero, 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 ce li ha mostrati uno per uno e dice io in tutto il mese avrò incassato sui 700 euro, 600-700 euro, ma pago 1500 di affitto del negozio, senza contare ovviamente la luce, il gas per il riscaldamento, insomma, e senza contare magari il proprio guadagno. Quindi insomma una situazione difficile e anche dagli stessi commercianti c'è l'invito a venire in centro perché rimane sicuro. Certo ci dicono di fatto nel momento in cui i bar, i ristoranti del centro magari sono chiusi alle 18, alle 18 anche il centro è chiuso, anche noi negozi possiamo chiudere, quindi proprio una voce quasi disperata la loro, sta diventando sempre più difficile e la visione è quella di un Natale che sarà molto molto difficile, molto complicato, un Natale se vogliamo anche triste, certo magari dedicato agli affetti, in famiglia, ci si ritrova tra i propri congiunti, ma da un punto di vista diciamo proprio banalmente economico, commerciale sarà veramente complicato. Gabriella, ti chiedo una cosa, c'è un settore specifico che in questo momento è particolarmente in sofferenza tra i vari negozianti e i vari negozi che hai visitato nel centro? Guarda, in assoluto è quello dell'abbigliamento. Come sempre in queste situazioni di crisi poi a farne le spese sono soprattutto i negozi di abbigliamento, scarpe, insomma vestiti, rispetto magari al negozio di alimentari che la gente insomma magari compra più volentieri qualcosa da mangiare o qualcosa di particolare, magari si vizia un po' da un punto di vista culinario, ma da un punto di vista poi della spesa, del regalo, del comprarsi il vestito, ci pensa un po'. Nonostante, guarda, nonostante tanti saldi, tanti sconti, anche il Black Friday che ormai non è più Black Friday, ma è la Week Friday, se vogliamo definirlo così, perché praticamente tutta la settimana la gente, i negozi stanno facendo i saldi, i pre-saldi, i post-saldi, insomma, stanno cercando in qualche modo di invitare la gente a comprare, ma diventa difficile anche comprare il maglione da 20 euro, 25 euro. Ti dico, le catene, chiaramente nelle catene ci sono i commessi e non possono per politica aziendale rispondere alle nostre domande, ma fuori microfono, fuori telecamera dicono sì, anche noi insomma facciamo fatica, nonostante le catene sai magari hanno prezzi molto più bassi e lo stesso faticano a vendere e ribadisco sono soprattutto i negozi di abbigliamento. Certo, certo. Poi dicevi c'è anche tanta cronaca. Abbiamo Oggi. un po' di cronaca, sì, infatti, perché abbiamo purtroppo di nuovo la banda dei garage, perché un altro colpo è stato messo a segno tra le 7 e le 20:30 di ieri sera in Via Verdi a Vicenza, dove ignoti hanno fatto il classico foro nel garage, nella porta del garage di metallo e poi con un gancio hanno aperto il lucchetto, diciamo, e sono entrati rubando 2 biciclette elettriche per un valore di 3.000 euro, quindi non poco, tra l'altro non assicurate, quindi insomma veramente un danno. E poi c'è una truffa informatica di quelle che bisogna stare molto attenti quando si aprono le mail. È successa a una ditta della provincia di Verona, ma a confine con il Vicentino e il Basso Vicentino, è proprio quei paesi, sai, che stanno a confine tra il Vicentino e il Padovano, incuneati praticamente tra province. E, è arrivata la classica mail a questa azienda che è stata aperta, una mail insomma legata al settore, una ditta di arredamenti. All'apertura però di questa mail è partito il classico virus che ha consentito di accedere a questi sconosciuti hacker informatici di agganciare l'home banking di questa azienda e effettuare un bonifico su un conto tedesco per ben 89.000 euro. Che i titolari stanno cercando ancora di bloccare in qualche modo, bisognerà capire se è possibile o non è possibile, se è un bonifico istantaneo o meno, insomma è molto difficile poi e sai anche risalire, riuscire a bloccarlo. Però insomma un danno anche questo insomma ingente per la ditta che ha subito questo, quindi bisogna stare molto attenti quando si aprono queste mail, essere molto sicuri perché è un attimo e il virus mette praticamente sotto scacco il computer della persona che lo apre, insomma. Certo, tra l'altro ti trovi proprio in centro, in pieno centro a Vicenza e le immagini sono molto chiare perché dietro di te si vedono pochissime persone rispetto al periodo, sì, al pre-Covid e quant'altro, a mezzogiorno. Certo.
sai, poi devo dire che si anima un po' di più il centro nel momento in cui c'è il mercato nelle piazze. C'è un po' più di movimento, c'è un po' più di gente che esce, magari perché va a fare la spesa ai banchi. Qui poi in largo posto ci sono i banchi della frutta, verdura, pesce, insomma, e quindi c'è un po' più di movimento. Però ti dico, già la scorsa settimana avevamo sentito i banchi del mercato in Sì, piazza sì, dei sì, sì, signori sì, e non era neanche per certo, loro, neanche per loro è facile. Quindi certo. questo ti dà l'idea di un clima diciamo poco allegro, per dirla in maniera leggera se vogliamo, ma veramente di preoccupazione, ecco, questo è il tema più forte, di preoccupazione, e non è neanche una questione proprio di bonus o di ristori, è proprio che sta diventando difficile anche gestire lo stare a casa, il non vivere, il non avere i rapporti relazionali e quindi anche uscire per bere un caffè, per fare una spesa, per comprarsi il maglioncino, e anche tanti bar vedo che tante volte magari preferiscono chiudere perché non ne vale proprio la pena, cioè nel Certo. senso che le spese sono talmente elevate alla fine che tenere aperto quel tot non è sufficiente a Non ripagare. conviene, non conviene. Bene, Esatto. grazie allora alla nostra Gabriella Basso, buon lavoro, buona continuazione, e allora l'appuntamento è con il telegiornale TG Vicenza di questa sera. Grazie Gabriella. E io prima di lasciarvi la pubblicità vorrei, continuando a parlare di economia proprio, leggervi l'ANSA che è appena arrivata, che riguarda il pagamento di 44.000 aziende agricole che hanno ricevuto fondi per un totale di 137 milioni di euro. L'assessore all'agricoltura veneta Federico Caner vuole ricordare il sostegno da parte della regione a tutti gli agricoltori che in questo momento particolarmente difficile di emergenza davvero allora stanno cercando in tutte le maniere di portare avanti, di risollevarsi da questa messa in ginocchio totale della nostra economia. Ci separiamo per qualche istante, ci troviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta Focus TG, vediamo se riusciamo a collegarci, abbiamo parlato in apertura del nostro notiziario dei Covid Hotel, se riusciamo a collegarci con Valentina Visentina, eccola, la vedo su Skype, si trova a Padova. Valentina, ti vedo un po' buia. Un po' buia perché sei un po' buia. Ascolta, tu ti trovi davanti a un Covid Hotel. È l'unico modo per farvi vedere uno dei 3 Covid Hotel destinati per il padovano. Si tratta della Casa del Pellegrino, quindi siamo proprio attaccati alla Basilica del Santo. Questo è uno degli 3 hotel che sono stati individuati per l'USL 6 Eugania, gli altri 2 sono l'Augustus di Montegrotto Terme e il Point Hotel di Conselve. Ovviamente sono 3 le strutture individuate, poi come ha detto il presidente Zaia non tutte verranno aperte o attivate, ma si deciderà in base alle esigenze. Questo che state vedendo appunto è la Casa del Pellegrino, è quello che si trova proprio a Padova città. Qui si stanno già attrezzando, cercheremo di contattare anche il direttore appunto che sta preparando la struttura, che è diciamo anche un punto di riferimento per i tanti pellegrini e fedeli che arrivano a Padova nel periodo della festa del Santo, quindi insomma è una struttura piuttosto nota in città. Quindi ecco, ve la faccio vedere. Le camere sono proprio quelle finestre lassù, quella è la reception, è una struttura che è abituata comunque ad una grande capienza e appunto già si sta attrezzando per questa nuova mansione. Valentina, da Padova che novità ci sono oggi? Stiamo cercando di capire perché parlerà a breve anche il sindaco Giordani per fare un punto un po' sulle ordinanze e sui controlli che ci sono stati nel fine settimana. Potrebbero esserci anche annunci di nuove misure, visto che nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico che si è tenuto lunedì in prefettura il prefetto Renato Franceschelli ha ribadito insomma la volontà di intensificare ulteriormente i controlli visto gli esiti positivi che si sono riscontrati nello scorso fine settimana. Pensate, 2 locali sono stati chiusi per 5 giorni per delle irregolarità nelle norme anti-Covid e quindi il prefetto, alla luce di questi riscontri ottenuti nello scorso fine settimana, ha chiesto ulteriori
controlli per il prossimo, quindi può essere che il sindaco a breve annunci qualche misura per il prossimo fine settimana. Benissimo, allora io ringrazio la nostra Valentina Visentin, insomma, che in anteprima ci ha mostrato uno dei 3 Covid hotel, uno di questi si trova proprio nel centro, nel cuore di Padova, e poi vedremo, insomma, sentiremo anche nel corso del notiziario quali saranno le novità che verranno date dal sindaco Giordani. E continuando a parlare di Covid hotel, andiamo a Jesolo e vediamo un po' com'è la situazione là. Nuova ondata di emergenza sanitaria e l'Associazione Jesolana Albergatori si mette a disposizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale per offrire supporto logistico e ospitalità ad infermieri e personale sanitario in prima linea nella lotta contro il coronavirus e, come nell'ondata di aprile, rinnova l'impegno con un messaggio di vicinanza che arriva proprio dal mondo del turismo. Abbiamo ricevuto richiesta da parte dell'ASL di ospitare personale medico che opererà nel Covid Hospital di Jesolo. Ribadisco, come è successo in primavera, ci hanno resi disponibili a cercare occupazione e disponibilità di alloggi per questo personale. L'abbiamo fatto sentendo subito il sindaco Valerio Zoggia, con il quale abbiamo trovato di comune accordo, insomma, di intraprendere questa strada, di cercare di soddisfare al massimo l'esigenza, mettendoci ognuno del proprio. E per quanto riguarda i Covid hotel, il presidente dell'AIA fa leva sulla questione sicurezza, chiedendo che il problema non venga sottovalutato, lasciando l'iniziativa ai privati. Federalberghi si sta adoperando con le amministrazioni regionali, con le ASL, con le amministrazioni locali per cercare di trovare la quadra in tal senso e di dare le disponibilità utili e necessarie, così come ci è stato richiesto. Ribadisco, lo si sta facendo all'interno del sistema e non su iniziative personali, perché il Covid Hotel non è semplicemente ospitare dei clienti come siamo abituati, ma che prevede determinate procedure, ma soprattutto determinate accortezze e attenzioni che non sono da sottovalutare. D'altro canto è ben immaginabile anche la preoccupazione dei gestori di queste strutture, appunto perché sono i primi che devono garantire ovviamente sicurezza per se stessi, per il personale che lavora nella struttura e per le persone che verranno accolte. Qualche minuto di pausa, tra poco. E rieccoci in studio, vediamo la postazione a Venezia è tutta ormai allestita, stiamo aspettando, dicevamo, alle 12:30 l'incontro con il presidente Zaia, come sempre vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa. Intanto però adesso andiamo a Cassola, dove abbiamo la nostra Chiara Gaiani, che è andata a vedere perché è partita proprio oggi, è stato attivato proprio oggi un punto tamponi e siamo all'ex caserma dei Muli, ma vediamo Chiara che cosa ci racconta. Buongiorno Vanessa, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo proprio nel parcheggio dell'ex caserma, conosciuta come caserma dei Muli a Cassola. Qui questa mattina sono stati eseguiti i primi 25 tamponi, all'interno della tenda c'era un medico di medicina generale che appunto ha eseguito i tamponi sui primi 25 pazienti. Primo dato, 5 di questi pazienti sono risultati positivi al test rapido e sono quindi stati inviati a fare il test molecolare. Sono 13 i medici di medicina generale tra il comune di Cassola e il comune di Bassano che hanno aderito a questo progetto. All'incirca saranno sempre 20-25 i pazienti che potranno accedere nei giorni e negli orari previsti per poter eseguire il tampone. Esattamente i giorni sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 fino a mezzogiorno. Diciamo che questo è uno spazio assolutamente adatto perché è possibile mantenere il distanziamento, a sorvegliare il regolare svolgimento di tutto i volontari della protezione civile che sono una sorta di angeli custodi all'interno di questo spazio davvero enorme. Unica pecca, se possiamo dire, la tenda non è riscaldata, quindi insomma si dovrà avere un po' di pazienza. Ecco, questo è quanto appunto da Cassola. Se tu non hai altre domande da studio, qui dalla ex caserma dei Muli ti restituisco la linea.
Bene, grazie allora alla nostra Chiara Gaiani, appunto ci ha illustrato, ci ha mostrato questo punto tamponi che è stato allestito, ricordiamo ancora una volta, all'ex caserma dei Muli a Cassola, quindi tra l'altro un punto di riferimento importante, abbiamo visto lo spazio che c'è, quindi non c'è pericolo di contagio. Per quanto riguarda invece il contagio, abbiamo una bella storia che arriva a metà tra Treviso e Alta Padovana, tra appunto Treviso e Campo San Piero, ovvero un anziano di Campo San Piero proprio che si è risvegliato dopo giorni di agonia, appunto Covid positivo, un risveglio che davvero è stato come una rinascita per lui, ma anche e soprattutto per tutti i sanitari, medici, infermieri che l'hanno seguito in questi giorni. Vediamo. Ecco, adesso vediamo, dovrebbe essere mandato il servizio di cui vi parlavo, appunto il risveglio di questa persona Covid positiva al Cafoncello. Avevo il saturimetro a casa, ho visto che andavo da 96-97, sono andato a 67 e alle 6 del mattino ho chiamato il 118, mi hanno detto via subito. E poi il primo posto che hanno trovato è stato qua. Comincia da qui la lunga lotta di Bruno contro il virus. 69 anni di Campo San Piero, Bruno è stato infermiere all'ospedale. Anche per questo ha vissuto con lucidità ogni fase del suo calvario e sa benissimo quanto grande è stato il pericolo scampato e quali sono i suoi eroi, tutti qui nel reparto di anestesia del Cafoncello. Appena arrivato, quando che mi hanno intubato a Campo San Piero, ho visto una fase critica. Poi qui ho trovato gli angeli custodi che non so come ringraziare. Adesso si sente meglio e vede speranza. Sì, adesso sto aspettando di mettere in bocca qualcosa, di vedere. Adesso che il peggio sembra alle spalle, Bruno ripercorre con la mente le sequenze che hanno portato al contagio. Facevo volontariato agli anziani e andando su una famiglia a fare una puntura, non so, forse c'era la figlia che l'ha portata e l'ho presa anch'io. Bisogna avere tanta precauzione, stare attenti. Attorno a Bruno c'è un reparto che sorride, la battaglia più dura è stata vinta, ma il percorso è ancora lungo. A casa lo aspettano i familiari e i colleghi di una vita. Abito su un quartiere di medici e infermieri, sono tutti lì che mi aspettano. In bocca al lupo. Grazie a voi. Una storia difficile, una gran bella storia, però quella che hanno raccolto i colleghi, insomma, allora tanti auguri a questa persona, a questo ex infermiere che ce l'ha fatta, quindi insomma abbiamo sentito anche il ringraziamento che ha fatto a quelli che lui ha definito angeli custodi. E in attesa dell'arrivo di Zaia noi proviamo a vedere invece la situazione all'interno di alcune case di riposo, andiamo nel Padovano. Gabriella Lombardi ha 90 anni, elegantissima con la camicia con il fiocco, il rossetto sulle labbra, i bracciali al polso. Con gioia parla con la cugina Marilena che sente ogni giorno al telefono, ma adesso torna a vedere così. Abbiamo dialogato questo sistema, io è dalle 10 che sono qui, quindi insomma è da un po'. Abbiamo chiacchierato, abbiamo evocato il passato. Mezz'ora per Gabriella, mezz'ora per Dino Zago. Anche lui ha 90 anni, ma ci tiene molto a raccontarci come è andato l'incontro con la figlia Paola. E allora il nostro microfono supera il vetro di protezione. La vedo meglio. E come hai comunicato? Un po' meglio dell'altra volta? Meglio di ieri sera, perché ieri sera parlava con la mascherina. Quindi così va bene. Emozionata, la figlia Paola spiega di aver riannodato un filo. Febbraio e marzo proprio non potevamo venire, sapevamo che c'erano situazioni critiche all'interno. Quindi. Ecco che è arrivato il governatore Zaia.
E quindi vi lasciamo alla conferenza stampa. Scusate, mi organizzo. Ecco qua, siamo puntuali, buongiorno a tutti. Velocissimamente il bollettino e poi alcuni interventi, in particolar modo poi oggi interverrà l'ingegner Paolo Fattori, che è direttore della struttura del progetto del potenziamento della rete ospedaliera, di tutto quello, cioè lui l'uomo è il nostro ingegnere gestionale, che è un gruppo di ingegneri gestionali che fa le pianificazioni. Oggi vi parlerà dei magazzini, quindi di quante mascherine abbiamo, di come quante ne distribuiamo, in modo tale che, come si può dire, diamo risposta al bisogno di informazione da parte di qualcuno e rispetto a qualcun altro che va a dire in giro che non ha dispositivi, che non ci sono le mascherine, almeno saprà con chi arrabbiarsi, di certo non con noi, ma si arrabbierà con il direttore del proprio reparto che ci ha comunicato magari i numeri sbagliati, perché poi l'ingegnere vi spiegherà tutto. Allora, i tamponi sono 2.607.000. (348 ovviamente). I test rapidi sono arrivati a 658.000, 392, e vi ricordo che nelle ultime 24 ore rapidi più molecolari fanno 50.054 totale. In particolare i rapidi sono stati 33.133. Positivi sono dall'inizio dal 21 febbraio 108.938 più 2.972. In isolamento abbiamo 33.807 persone. I ricoverati sono 2.192 nelle ultime 24 ore più 101. Sono pressoché quasi tutti positivi ovviamente, sono solo 113 negativi. Le terapie intensive sono 291. Se sommate le terapie intensive ai ricoverati abbiamo circa 2.500 persone in ospedale in questo momento, più 11. Totale dei morti abbiamo passato i 3.019 più 52. I dimessi sono 5.943 e sono state dimesse nelle ultime 24 ore 80 persone. La domanda cruciale che ci fanno tutti è: ma siamo arrivati ai massimi, ma la curva sta flettendo? Ma guardate, noi stiamo semplicemente gestendo con non poche difficoltà questa partita. Stamattina con i direttori abbiamo parlato lungamente del tema delle terapie intensive che oggettivamente stiamo creando nuovi posti, ma abbiamo posti che si sono liberati. Questo, fra l'altro, ieri è stata una giornata di grande turnover, per cui abbiamo già, voi capite che quando entra un paziente in terapia intensiva si fa 2 o 3 settimane e quindi abbiamo già i primi pazienti che escono, quindi è ovvio che adesso si va anche in scarico. L'importante è non caricare più tanto, questo è il vero tema. Vediamo gli effetti delle cure domiciliari, del territorio insomma, che risponde, li dovremmo vedere sempre di più. Speriamo, dagli indicatori che abbiamo, di essere entrati nella parte alta della curva, vedremo quanto durerà. Ovvio è che oggi previsioni tipo natalizie eviterei di farle, insomma, cioè la domanda ricorrente è dire: ma il Natale come sarà? Natale come sarà? Ve lo so dire, Natale come sarà? Cioè qui siamo oltre le previsioni del tempo, no? Qua siamo veramente in un ambito nel quale voi vedete che insomma, ogni giorno ha la sua pena, come diciamo noi. Insomma, la squadra
è performante, rende anche stamattina un paio di ore di videoconferenze, in più ogni mattina vi ricordo che il comitato di crisi del coronavirus si incontra autonomamente, dopodiché facciamo la riunione con i direttori generali. Abbiamo parlato anche del tema tamponi, domani o dopodomani vi porteremo un po' di riassunto rispetto al lavoro dei tamponi sul territorio, in particolar modo i medici di base, e vi parleremo un po' anche lì delle attività. E stiamo chiudendo il caricamento dei dati con qualche difficoltà, in particolar modo sulla US di Verona, per i dati che sono quelli che poi ci serviranno per la valutazione e l'applicazione dei 21 parametri. C'è ancora un dato, insomma, dobbiamo caricare della prevenzione, ma insomma stiamo anche qui correndo per caricare dati, perché del resto quelle sono le persone a disposizione, se fanno tamponi non fanno più altre attività. Io non aggiungerei altro, vi do un'informazione senza che poi io riprenda a parlare, prima di passare la parola all'ingegner Fattori. Noi domani apriamo la Pedemontana e il tratto che va da Breganze a Bassano del Grappa sono esattamente 15 km che, in aggiunta agli altri aperti, si va a 35, vuol dire che da domani abbiamo 35 km su 94 aperti. Di cosa si tratta? Si tratta di un tratto strategico. Vi ricordo che noi abbiamo aperto il primo tratto, l'abbiamo aperto il 3 di giugno del 2019, quei primi pochi chilometri, mi sembra fossero 6 o 7 chilometri. Poi una seconda apertura il 13 di giugno, del 2020, scusatemi, il 18 giugno 2020, e poi domani la terza apertura, quindi domani sarà la terza apertura, e totale 35 km, Breganze-Bassano, intercettando anche ovviamente la Valdastico. Stiamo parlando del dimezzamento dei tempi per fare gli stessi spostamenti su viabilità ordinaria, cioè cominciamo a vedere l'effetto. Stiamo parlando di un'infrastruttura che apriamo domani importante, perché comunque è un'infrastruttura che ha 8 km, quasi 9 km di barriere antirumore in vetro e 2,5 km di barriere antirumore in calcestruzzo. Stiamo parlando di superficie riportate a prato per 427.000 metri quadrati e 32.845 alberi piantati. Quindi è sostanzialmente, ma la vedrete, è sostanzialmente un'infrastruttura nel suo insieme, ma lo vedrete anche nello specifico già di questi 35 km, un'infrastruttura anche gradevole da percorrere, perché non è, diciamo, non ha l'effetto chiuso, e anche dove ha le scarpate, ricordo che questa infrastruttura corre per il 60% anche più in trincea. È un'infrastruttura che ha, diciamo, scarpate molto dolci, molto verdi, e soprattutto avremo sempre più l'idea di correre in mezzo a un bosco di latifoglie. Ovviamente in questo periodo non si vedrà tanto, perché le foglie sono cadute, perché sono foglie caduche, però questa è l'idea. È un'infrastruttura nuova nel suo genere. Fra l'altro non sto neanche qui a dirvi le infrastrutture, i viadotti, i ponti che caratterizzano questa infrastruttura, per dire 4 gallerie artificiali per un totale di 2 chilometri. Al centro direzionale, ecco, questo sì ve lo dico, c'è il centro direzionale proprio nel tratto che andremo ad aprire, quindi avremo la possibilità di avere, come si può dire, quel centro nevralgico di controllo dell'infrastruttura che entra anche nella sua operatività. Vi do solo 2 dati. Breganze e Bassano prima erano 25 minuti, oggi sono 10 minuti, anzi da domani saranno 10 minuti.
Bassano-Malo erano 45 minuti, da domani saranno 17 minuti. Bassano-Vicenza erano 55 minuti, da domani saranno 30 minuti. Guardate la rivoluzione che porterà questa infrastruttura nel territorio, che vi ricordo che è un'infrastruttura di 94 km e mezzo, del valore di 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di euro, 36 comuni attraversati da Treviso Nord fino a Montecchio, 16 caselli. Scusatemi, 36 comuni attraversati, 14 caselli, e è un'infrastruttura che va a servire una parte, il cuore produttivo del Veneto, che oggi è privo di queste infrastrutture. E cambierà il modo di circolare, di pensare, di lavorare, e soprattutto anche il tema del rispetto dell'ambiente, che sarà particolarmente valutato, visto e considerato che, ricordo, questo significa anche meno inquinamento. Noi contiamo insomma di aprire l'infrastruttura totalmente nella primavera del 2021, perché causa Covid abbiamo avuto lo slittamento di quei 3-4 mesi. Nonostante questo, ecco, vi posso garantire che l'infrastruttura oggi off-road è quasi tutta percorribile, cioè non è che stiamo parlando di una roba che faremo, cioè, ovviamente non lo è per i cittadini, perché ci sono i collaudi, le messe a norma, insomma per la primavera si va ad aprire. Resteranno ovviamente inespresse per il 2022 il tema della galleria di Malo, sono 6 km, che è stata sequestrata e dissequestrata 3 volte se non ricordo male, e ovviamente gli innesti sulla 4 a Montecchio e sulla 27 a Villorba. Però insomma si va correndo e anticipando anche i tempi. Volevo dirvelo perché domani è una giornata storica, ho fatto la scelta di non andare a fare ammassamenti, invito chiunque a non andare a fare ammassamenti, sarà aperta e quindi eviterei passerelle con l'unica concessione che è prevista è quella ovviamente per la stampa, che ci andrà protetta in autonomia a fare diciamo il giro, però l'invito ai cittadini di non presentarsi, e ai cittadini e agli amministratori, perché non ci sarà nessuna festa, non ci sarà nessun taglio del nastro, ma ci sarà semplicemente l'apertura dell'infrastruttura, appunto. Evitiamo ogni forma di spettacolarizzazione in questo momento, perché non ce n'è bisogno. Lo dice chi ha portato avanti l'infrastruttura, che potrei essere quello che come si può dire, avrei più interessi diciamo, ad affrontare questa infrastruttura con l'inaugurazione, ma proprio per scelta, per evitare confusione e assembramenti, abbiamo deciso di aprire, punto e basta. Quindi domani dalle ore 12 avremo i 35 km pedemontana aperta, a dimostrazione che non raccontavamo fandonie quando dicevamo un anno fa che per fine anno si sarebbe aperta e che avremmo concluso questa operazione. Di fatto ci siamo, ovviamente con lo slittamento di quei 3-4 mesi dati dal Covid, che no, era, come si può dire, non dipende da noi. Passare la parola per le domande e poi all'ingegner Fattori per l'altra spiegazione. Volevo rassicurare i colleghi, entro le 16 vi manderemo video, foto, schede tecniche, slide sulla nuova opera, in modo che avete parecchio materiale da lavorare. Domande? Zambon? Sì, vorrei dire, appunto, mi raccomando, gli assembramenti, cioè non c'è nessuna festa domani, quindi lo dico a beneficio dei cittadini e lo dico anche a beneficio degli amministratori, che allora, non ci va chi l'ha fatta l'infrastruttura, invito tutti a evitare di andare lì a fare, come si può dire, passerelle inutili, perché non ci sarà nessuna inaugurazione. E ci saranno anche le modalità di accesso per i giornalisti nel comunicato, ovviamente le televisioni dovranno andare a guardare, anche voi, come è fatta l'opera. Zambon. Buongiorno Presidente, volevo chiederle se ci aiuta a capire meglio a che punto siamo con il tema dei ristori.
chi riesce ad averne diritto anche legandolo all'ordinanza regionale. Voi vi siete battuti per l'inserimento del Ministro della Salute che ha approvato l'intesa. Ci spiega a che punto siamo, come funziona? Ma allora, sul livello dei ristori in generale ci sono notizie, diciamo, a volte anche in contrapposizione, c'è chi dice che ha ricevuto, chi dice che non ha visto ancora nulla, quindi sarebbe bene avere una contabilità che fosse ufficiale, e questa la può dare solo il governo rispetto a quello che può dichiarare di aver erogato, no? Perché noi non siamo nelle condizioni di avere nessuna notizia ufficiale, visto e considerato che tutto avviene tramite l'Agenzia delle Entrate, direttamente sul famoso codice IBAN, no? Dicendo, ti troverai i soldi in conto corrente. Quindi penso che appello anche al governo perché dia informazioni di chi ha avuto queste risorse, visto e considerato che stiamo parlando di attività produttive. Per quanto riguarda la nostra ordinanza, la nostra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ricordo che ha l'intesa del Ministro della Salute e ricordo che troverei alquanto imbarazzante pensare che non ci fosse una forma di ristoro, perché allora vuol dire che chi può, cioè mi deleghi ad attività restrittive con il DPCM, anzi col decreto, mi deleghi col decreto attività restrittive, ma poi le uniche attività restrittive che vengono e che sono auspicate, no? Perché comunque cioè, il legislatore dice datevi da fare a cercare di contingentare, però le uniche che vengono ristorate sono solo quelle che sono attivate a livello nazionale. La trovo una contrapposizione, cioè, allora, se noi attiviamo misure tali per cui evitiamo ad esempio chiusure più importanti, vuol dire che evitiamo anche danni all'economia, che tradotta in soldoni vuol dire non solo occupazione, ma vuol dire anche gettito fiscale, vuol dire comunque bilancio nazionale. Allora, se siamo così bravi da evitare questo, magari, dico, parlo al plurale, non ci metto dentro i 20, dico in generale, se qualcuno fa misure restrittive, diciamo, anticipate rispetto ad altre realtà e dopo tu non riconosci le restrizioni come ristoro, insomma guarda, io penso che il governo questa cosa la dovrà assolutamente assumere in uno dei prossimi provvedimenti, se no è inevitabile che non ci sarà più nessuna realtà che farà restrizioni e allora ci sarà un cane che si mangia la coda. C'è la sanità pubblica che ti impone di prendere decisioni a volte anche dolorose, pensate a quelle che abbiamo preso noi, e dall'altro il tema, diciamo, meramente economico che ti dice guarda che se le prendi io non ti pago. Capite che non sta in piedi questo sistema. Cioè vuol dire predicare bene e razionare male, se fosse così, ma non ho motivo di pensare che sia così, perché sennò vuol dire che è una forma di sottrazione dell'autonomia anche questa, no? Subdola, strisciante, che dice se Roma fa le robe vedi i soldi, se le fa la tua regione non li vedi. Però tecnicamente quando ne avete parlato con il Ministro per l'acquisizione dell'intesa, va bene che è il Ministro della Salute, ma il governo si era impegnato ad affrontare il tema per le regioni. Un ministro in particolare, ne avevate parlato con Gualtieri? L'ha seguita il Presidente Bonaccini questa partita. Comunque il governo si era impegnato ma non abbiamo ancora avuto una risposta, quindi al momento non ci sono. No, però immagino che questa risposta verrà formalizzata con un provvedimento, adesso non vi so dire quale, però cioè, ripeto, dobbiamo avere un interlocutore del governo che spiega sta roba. Grazie. Prego. Tosà. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Negli ultimi 3 giorni, mi pare, ci sono stati purtroppo 3 casi di positività tra gli assessori della Giunta regionale. Per fortuna abbiamo saputo insomma, che stanno abbastanza bene, però ecco, cosa comporta questo in termini di operatività della Giunta, ma anche di incolumità, voglio dire, a cominciare da voi che siete, come dire, l'unità di crisi? Ma guarda, l'operatività è garantita perché io ho fatto una modifica subito del regolamento fin dalla prima fase per tutte le attività da remoto, quindi le videoconferenze. Sapete che prima non c'era la possibilità di farlo, ad esempio. Quindi noi la Giunta, anche martedì, l'abbiamo tenuta
sempre, la Giunta si tiene sempre con la videoconferenza disponibile, dopo c'è chi va in presenza. Martedì ho visto in video Corazzari, era in presenza, marcato, Corazzari, la Donazzani e basta. Sì, perché marcato era collegato anche lui. E quindi gli altri si collegano, ma tutti gli assessori erano collegati. C'era Cazzavara, c'era la vicepresidente De Berti, c'era anche l'assessore Caner, quindi l'assessore Cazzavara e Caner e la vicepresidente De Berti. Quindi assolutamente l'operatività c'è, con i limiti della quarantena, cioè ci sono delle cose che tu non puoi fare da remoto e quindi non farai, ma insomma, ormai guardate gli incontri e quello che, io ho dato questo metodo e quello che ho suggerito ai colleghi assessori e ai colleghi di giunta è quello di dire che tutto quello che si può fare da remoto lo si faccia da remoto, cioè è inutile andare a mettere a repentaglio l'attività in questo momento nevralgico perché si vuoi a fare le riunioni in presenza, e se c'è qualcuno che ancora le invoca in presenza vuol dire che non ha capito la gravità del momento. Oggi la si fa con un telefonino la riunione, cioè a me capita di fare riunioni con i colleghi presidenti o anche con ministri, con i ministri che sono in auto mentre fanno la riunione, cioè io a volte, adesso non posso dirlo perché metto il telefonino collegato e intanto guido, cioè attenzione che non guardo, sento, però ascolto e basta. Però insomma a volte mi capita che se devo spostarmi da un posto all'altro mi collego con l'audio e seguo la videoconferenza, seguo la conferenza. Anche perché c'è poco da vedere, cioè non è che si parla soprattutto, no? Per quanto vi riguarda, visto che da parecchi mesi siete insomma i più esposti, avete assunto delle precauzioni particolari? Ma noi facciamo tamponi ogni 5 giorni almeno. Dopodiché, guarda, io ti dico la mia esperienza, penso sia uguale a quella dei colleghi, io vivo in una bolla, nel senso che i miei contatti stretti siete voi, punto, li ho finiti. Li ho finiti, quindi a voi vi conviene comportarvi bene. No, nel senso che le mie frequentazioni sono siamo voi. Spiacenti per lei allora? No, siete voi, il gruppo di lavoro sopra che saremo 5 o 6 e poi a casa mia moglie, punto. Cioè io non vado, non frequento nessuno, attività, niente, c'è zero. Se capita la spesa, ovvio, ma anche lì bisogna scegliere orari nei quali non ci sia la calca, ma non c'è. Avevo poi un'ultima domanda, ma forse riguarderebbe l'assessore Bottacin, se crede. Sì. Il fatidico ospedale da campo del Qatar che ha spiccato il volo verso la Val d'Aosta. Non ha spiccato il volo. L'ospedale, guarda, c'è sempre, io voglio essere cortese e gentile. Come dicono gli inglesi, very polite, no? Sì, quindi, anche perché se poi vi tratto male, finisco anche il gruppo, no? Finisco i contatti stretti. No, anche qui è una regola, no? Se tu hai la notizia e alzi il telefono, magari ti rendi conto che è una mezza notizia o una notizia. L'ospedale è lì, siccome questo ospedale è composto da un nucleo centrale che è quello più grande, e poi 2 piccole ali, abbiamo pensato che, siccome sono modulari, le possiamo utilizzare per fare in questa fase dei drive-in in giro per il Veneto, cioè, e ci escono 5 drive-in, ma l'ospedale resta lì, non è che si smonta l'ospedale. Non va in Valle d'Aosta. E non va in Valle d'Aosta, cioè. Bel film, però. Ma hai scritto anche questo? Sì, 2 pagine. Ah, non sapevo. Dai, non voglio arrabbiarmi oggi. No, ma chi è che ha firmato l'articolo? Hai fatto te? No. Non l'ho affatto tosato. Ma non lo dica con quel tono inquisitorio. No. Non è che, allora, oggi tutti i giornali hanno scritto che una parte, per la verità, dell'ospedale da campo sarebbe andato in Val d'Aosta, il che Solo voi.
Io l'ho letto da varie parti, ma... Il Gazzettino ha scritto che fanno i drive-in. Sì, ma i drive-in... È quello che ha appena detto Il Gazzettino ha telefonato. Stiamo parlando, sono due piccoli capanoncini che affiancano il grande ospedale. E avevo detto, piuttosto che lasciarli lì, sono 10 per 60, giusto? Sì. 10 metri di larghezza, 60 di lunghezza, li tagliamo a fette perché sono modulari e calcolati anche per la neve e facciamo almeno 6 drive-in. Per sparare a schei, solo per quello. Grazie. Proseguiamo con Emiliano Marchiori Vanzan. Antonella niente? E Prigioni. Ma sai perché? Perché quando si scrive di regione tu dovresti pretendere di farlo solo te. Esatto. Presidente, buongiorno, le chiedo, Buongiorno. Stiamo vivendo insomma l'attesa del venerdì, cioè i famosi cambi, riassetti di fascia, i vari colori. Il Veneto, la regione del Veneto teme un possibile cambio, abbiamo sentito i dati recenti, un pochino hanno spaventato sicuramente. Le chiedo semplicemente questo, se siamo tranquilli o... Ma sai, è come il sabato del villaggio dei Leopardi. Il sabato sembra meglio della domenica, anche perché almeno c'hai, come si vede, l'aspettativa del dì di festa, no? Diceva. E il nostro sabato del villaggio, perché poi il venerdì può arrivare una bella domenica oppure una domenica piena di pioggia, di brutto tempo, e diceva era meglio il giorno prima che era il sabato. Per dire cosa? Per dire che i nostri dati sono assolutamente buoni, questo lo capite da soli, insomma, cioè, voi stessi che siete i cronisti, coloro che scrivono la storia di questo Covid giorno dopo giorno, istante dopo istante, sapete che non abbiamo pressione ospedaliera tale per cui abbiamo pazienti nei corridoi. Peraltro oggi vi dico, è arrivata, mi ha mandato anche le foto, dottor Flor, una bella massa di plasma perché stanno raccogliendo tanto plasma e quindi ben venga anche il fatto che abbiamo fatto questi appelli. Letti ancora ne abbiamo, il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegnere Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, posti letto, ricoverati, e staremo a vedere, però sai, questo algoritmo è una roba inquietante perché il frullatore ci metti dentro, non capisci mai che poltiglia viene fuori. Però insomma, per gente che gestisce malati, la situazione è per noi sotto controllo. Dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione e spero che si valutino fino in fondo da un lato i nostri dati e dall'altro, qualora vi fossero problemi, ci sia il tempo per i nostri tecnici di argomentare, di chiarire alcune posizioni, perché non vorrei mai che si esca magari con delle soluzioni che poi magari uno tira fuori il coniglio dal cappello e dice guardate che la soluzione era questa. Quindi auspicabile comunque il confronto, l'abbiamo chiesto come regioni, siamo ancora a mercoledì, domani dovrebbe essere giornata del confronto. Se qualcuno ha dubbi, noi non ce ne abbiamo oggettivamente. Fra l'altro le restrizioni che abbiamo adottato hanno comunque sostanzialmente funzionato perché non avevamo gli assembramenti di prima. Poi leggo dei giornali che ci sono stati assembramenti organizzati in autonomia su alcuni locali, ma quello cioè, non c'entra niente con le nostre restrizioni. Se no bisogna chiudere tutto, ma chiudere tutto vuol dire fare lockdown. Grazie. Abbiamo Marchiori, Vanzan e Prigioni. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Mi ricollego un secondo alla questione dei ristori per quanto riguarda il settore fitness e sport, perché le partite IVA nel decreto c'è scritto che per loro non sia predisposta nessuna indennità per il lavoratore e questo è il primo punto. Il secondo, su cui vorrei concentrarmi, è che la dilazione delle scadenze delle tasse, che era al 30/11 gli acconti, così nel decreto ristori bis è prevista solamente per le zone arancio e rosse.
Quindi se il settore fitness del Veneto, che siamo in zona gialla, non fa parte di queste zone, significa che non ha diritto ad alcun ristoro? Ma secondo me no, nel senso che non è giusta la lettura, perché guardate che quando hanno fatto il decreto ristori era un decreto agganciato al DPCM che chiudeva alcune attività. Vi ricordate i ristoranti e i bar dopo le 18, le palestre? Ancora non si parlava di zona rossa, verde, arancione. Cioè non è che adesso finisce che hai chiuso queste attività, le hai messe in ginocchio e dici che poi darai soldi solo a quelli che poi si ritroveranno, si sarebbero ritrovati successivamente in zone rosse o arancioni. Secondo me non sta in piedi questo ragionamento. Adesso non so se sia una lettura che qualcuno dà, ma il tema è che il DPCM chiudeva e il decreto ristori sanava. Punto. Le zone arrivano dopo. Okay. No, sentite. Avete sentito com'è il Presidente del Consiglio? Ha annunciato le chiusure, ha detto e provvederemo subito a un decreto ristori, addirittura ha detto vi troverete i soldi in conto corrente perché tramite l'Agenzia delle Entrate faremo i bonifici. Tant'è vero che i giorni successivi voi tutti avete pubblicato le percentuali del fatturato, no? Che sarebbero state corrisposte. Non c'entra niente le aree. Ok, bene. E poi c'è questa questione, ieri sera durante la nostra trasmissione Ring è arrivato un SMS da parte di una telespettatrice che ha ricevuto una telefonata a casa in cui le veniva chiesto quanti fossero in famiglia e se volessero ricevere il test fai da te pubblicizzato dal presidente Zaia. Guardi, secondo potrebbe me essere una truffa questa? Allora, se è vera è una truffa, è una roba illegale, ma sarebbe bene capire da questa signora se ha un indirizzo, una telefonata, qualcosa. Allora, i test allora, ricapitoliamo, e così lo chiariamo una volta per tutte. Il dottor Rigoli, come molti altri laboratori, accettano di validare novità da un punto di vista diagnostico. Questo è, cioè non è che i dispositivi diagnostici nascono nei laboratori, cioè le aziende producono, fanno e devono andare in un laboratorio che sia appoggiato a un ospedale perché deve avere i pazienti per testare. Per testare devi andare al comitato etico e farti autorizzare lo studio, che è cosa che il dottor Rigoli ha fatto. Allora, lo strumento che abbiamo presentato non è vendibile, non è utilizzabile perché non è primo validato, secondo autorizzato, cioè vuol dire che ancora non ha fatto la sperimentazione, due non è ancora autorizzato dal Ministero, per cui chiunque va a proporlo in giro, io non so se sia vera sta roba, propone una roba che non può fare, è illegale. Peraltro l'autosomministrazione, cioè fai da te, non c'è nessuna autorizzazione a livello nazionale, neanche per qualcosa di alternativo, non c'è. C'è per il test della gravidanza, c'è per altre attività, ma non per questa. Quindi chiariamo che chiunque ricevesse proposte del genere le rifiuti? No, si faccia dare il numero, che almeno capiamo. Io non so se poi alla telefonata segue un invio di test, o segue uno scatolone vuoto, o segue un ladro che ti entra in casa e ti svaligia la casa, non lo so, perché se uno ti domanda quanti siete in casa, cioè, ci sarà un numero di telefono, no? È stato validato. Prego? Forse non è gratuita. Negli Stati Uniti ieri l'agenzia federale, la Food and Drug Administration, ha autorizzato il fai da te anche negli ospedali. Sì, no, questo sì, ma noi parliamo dell'Italia, no? Ma vi ricordate che io vi ho detto, guardate che noi semplicemente mettiamo una bandierina per aver lavorato 5 mesi, ma vi ho detto anche l'altro giorno, guardate che stiamo parlando di un problema che non è più un problema perché ne arriverà una valanga sul mercato, quindi anche tutti i commenti che vedo sono fuori dal mondo perché il mercato va in quella direzione. Abbiamo notizie di milioni già venduti in Germania. Scusi, Presidente, siccome mi stanno scrivendo proprio in questo momento, ritornando sulla questione dei ristori, la proroga a cui si fa riferimento è quella del ristori bis in cui non si parla di chiusure ma proprio delle zone
E mi sta dicendo proprio la referente del settore fitness con cui avevo parlato che hanno avuto una call con l'onorevole De Carlo che gli ha proprio detto voi siete in zona gialla, quindi... Sì, ho capito, ma guarda, con tutto il rispetto, c'è bisogno, allora, i ristori sono stati fatti per le aziende che sono state chiuse dal DPCM, non dalle zone. A monte, quindi... Punto, basta. Quelle aziende sono ancora chiuse per quello e quindi bisogna che questi signori parlino con un esponente del governo. Cioè, secondo me è fondamentale che parlino con un esponente del governo che è l'unico che può poi dare, o che il governo chiarisca questa situazione per tutti. Ma non sta in piedi questo ragionamento, ma non per colpa loro, in generale non sta in piedi. Va bene, grazie. Prego. Vanzan. Buongiorno. Ciao. Presidente, una curiosità, il piano tiene, abbiamo 6.000 posti e poi un'altra roba che non diciamo, cioè cosa state pensando? No, nel senso che noi lo dicevo anche ieri, siamo pronti anche al peggio e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito, se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, lo avemo, invento, c'è il piano, cioè siamo pronti a tutto, però insomma speriamo proprio che non casca il meteorite. Beh, dopo l'alluvione, Baia, l'acqua alta... Ma io mi chiedo cioè, se è ingrumato, ci manca le cavallette, i cimici li abbiamo già avuti, ci manca le cavallette, adesso poi siamo a posto. Senta, invece sulla pedemontana, l'apertura di questo nuovo tratto sarà percorribile? Dalle 12 di domani. Sì, ma sono già stati fissati i pedaggi? Quanto sì, ammontano? ma non te li so dire. Va bene, sì, magari ce lo fate sapere. E se nei primi invece 2 tratti già aperti, siccome uno dei temi della pedemontana è la sostenibilità finanziaria, i critici hanno sempre sostenuto che l'opera non si reggerà rispetto al costo sostenuto dalla Regione, se c'erano già delle proiezioni per quanto si tratti di pochissimi chilometri. Allora diciamo innanzitutto una cosa, e adesso attendiamo anche la relazione della Corte dei Conti. Sapete che annualmente poi c'è la relazione sull'opera. Allora, intanto i flussi di traffico sono flussi previsionali, cioè considerate che vengono fatti ancora in assenza della strada, cioè si calcola quanto potrà. E io ho scoperto, proprio seguendo questa pratica, che non esiste, ve lo dico ingenuamente, io pensavo che un paese come l'Italia, che ha la gestione dei concessionari, voi sapete che le autostrade sono sostanzialmente dello Stato, insomma ormai l'abbiamo capito tutti, no? La storia del Morandi, tutti che capivo che c'è una concessione, e lo Stato ti dà un pezzo di strada, tu te la gestisci, in cambio paghi una concessione. Di mezzo cosa c'è? Quanto traffico fa quella strada? Perché capisco se ti do una strada buona o cattiva, passatemi la spiegazione. Io pensavo ingenuamente, infatti lo dissi allora al ministro Del Rio, che esistesse non un ufficio, un palazzo del governo dove si fanno gli studi di traffico, dove c'è il bollino blu e da lì non si discute. Non esiste. Cioè, io, Paese Italia, che do in opere, in concessione a dei privati, sulla base del traffico che queste opere faranno, non ho un ufficio che certifica il flusso, ma ognuno si arrangia come può, cioè vai da società che fanno questo di mestiere. Noi guardate, siamo andati a intercettare anche noi queste società, abbiamo messo assieme più studi, quello è quello che viene fuori. Risposta, sono rispettati i flussi di traffico, dobbiamo completare l'infrastruttura oggi, un'infrastruttura che è monca per 2 motivi, la crisi economica, vi ricordate il 2008-2011 che erano spariti i camion, e lì il flusso di traffico dappertutto è saltato. 2, l'infrastruttura ha un senso quando diventa autonoma dal punto di vista funzionale. Oggi stiamo ancora parlando di pezzetti. Quando collegherà le 2 autostrade A27 e A4 da Treviso a Montecchio, allora avremo completato, come si dice tecnicamente, l'itinerario e da lì non si scappa più, da lì vedremo quante macchine entrano e escono. Ad oggi il concessionario fa vuoto per pieno, nel senso che, scusate, non vuoto per pieno, fa e guadagna in base al flusso che ha.
perché siccome sono tutti tratti, sono piccoli lotti, quindi prende la quota a parte di quello che passerà. No, ma è la regione in questo caso, perché voi prendete in base ai pedaggi. Sì, ma che noi riconosciamo poi... No, il concessionario gli dà un tot, già stabilito, e poi invece la regione guadagna o perde a seconda dei... Ma in questa fase noi prendiamo solo il pedaggio di quel concedente, cioè la regione in questo caso. Presidente, avete invece previsioni su quando... Sì, ma scusami, non vorrei essere smentito, magari poi lo verifichiamo, però mi sento di dirlo, se non ricordo male, siccome noi non possiamo mandare in ammortamento il canone di disponibilità, cioè non possiamo iniziare a pagare il canone di disponibilità per pezzi, mi sembra che l'accordo, se non ricordo male, sia quello che lasciamo i pedaggi al concessionario in questa fase. Per questo stavo dicendo. Se non vi diamo controordine vuol dire che è così. Perché il canone di disponibilità sono 150 milioni di euro all'anno, più o meno, vuoto per pieno, per tutti i 94 km e mezzo. Siccome stiamo parlando di 35, non è che facciamo 150 e facciamo la proporzione sui 35. Il concessionario incassa i pedaggi. E l'altro volevo chiederle se ci sono previsioni sul Galleria di Malo, quando potrà essere completata, premesso appunto che ci sono stati questi sequestri, però sono stati anche i dissequestri, e sugli innesti invece, quando diventeranno operativi, quando l'opera si unirà. Te lo dico, guarda, noi diamo una fine, io prima non ve l'ho neanche detto, noi diamo la fine di Malo a febbraio 2022 e quindi col completamento dell'infrastruttura. Quindi per noi l'infrastruttura completata a febbraio 2022. Sì. Considera che sostanzialmente in primavera viene chiusa, insomma. Prima dell'estate viene chiusa. Consentimi, prima della domanda, tutti questi dati sono nelle tabelle che vi darò dopo, c'è l'ESIS, cioè dove siamo, e il to be, dove arriveremo. Antonella, scusami, solo per un dettaglio, per quanto riguarda chi la sta gestendo a pezzettini, ma i pezzettini cominciano ad essere circa metà dell'intero tracciato. No, è un terzo. 35. Un terzo, sì, certo. Sì. Al netto di questo, chi la gestirà in futuro? Come sta procedendo l'idea di un affidamento a un altro soggetto? No, il soggetto è il costruttore e la SIS. Sì, l'idea della holding autostradale del Nord-Est. Non c'entra niente. No. Ma è ancora un tema sul tavolo? Non è un tema sul tavolo. Hanno vinto una gara, sono loro a gestire. Ok. Grazie. Prego. Allora eravamo rimasti a Antonella Prigione. Cioè, no, attenzione che loro sono i gestori. Cioè, noi non abbiamo il problema di chi andrà a gestire. Ma non c'entra niente con la Pedemontana. Perché finché c'è un gestore la Pedemontana non ha questo problema. Se poi il gestore se ne va è un'altra roba. O cede, ma in questo momento no. Buongiorno a tutti. Presidente, volevo sapere se avete avuto una risposta dal governo per la rivisitazione dei 21 parametri, una richiesta che avete... Al momento no. Niente. Però comunque ci sarà anche domani, se non sbaglio, una conferenza dei presidenti, se non ho letto male, e ne parleremo. Leggo i giornali, però... Sì, anch'io appunto. Considerate che la proposta della Regione è una proposta del gruppo di lavoro del Dipartimenti Prevenzione, cioè non è una proposta politica, non è che ci andrò in una stanza, metti questo, scrivi quello, cava che altro, cioè proposta dei nostri tecnici. Grazie. 5 parametri invece che 21. A questo punto direi che... Sì, confermano che è corretto il tema dei pedaggi, lasciamo i pedaggi invece di dare il canone di disponibilità. Sì, per ora finché non è completata. Sì, passerei la parola, io vi saluto, avete altro da chiedermi? Sì, poi c'è qui l'assessore, però voglio passare la parola all'ingegner Fattori. Vi dico semplicemente che il sistema è un sistema che per noi è proprio millimetrico, siamo partiti poi lui ve lo dirà, dai reparti ospedalieri dove il direttore ha firmato la scheda con i fabbisogni
e da lì abbiamo costruito la fornitura per ULSS, fornitura aziendale e i magazzini con le date. Abbiamo, ne cito una perché poi lui dice tutto, così capite perché l'altro giorno mi sono un po' agitato. La FP2 abbiamo un magazzino per 22 mesi, giusto? Stiamo parlando della Ferrari, delle mascherine, non stiamo parlando della... Ecco, volevo dirvi una roba, perché è bello anche ricordarla a quelli che avranno tutto il pomeriggio e tutto domani mattina, perché non hanno niente da fare per scrivere sui social, ma voi guardate gli orari, cioè, io vedo gli orari e dico, ma sti qua non hanno niente da fare tutto il giorno? De notte è giustificato, ma a ore piene di lavoro vedi gente tranquilla là che gli risponde anche a uno che dice C e loro dico salute, cioè. Allora qual è il tema? Siccome sapete che siamo pieni di persone esperte di tutto, viene sempre fuori, ma a marzo non c'erano i dispositivi, ma a marzo dovevate comprarli. Vi do solo un dato per spiegarlo bene. Ieri sera vedevo, non so, cos'è, CSI, quelle trasmissioni, fanno vedere gli ospedali, eccetera. Voi fate caso, quando vedete, sono film americani recenti, non è che ne sei uno con la mascherina. Fate caso, in corsia, ma anche da noi, quando mai avete visto i medici e gli operatori con le mascherine? Alle terapie intensive li vedevate. Il chirurgo che esce dalla sala operatoria per parlarti, anzi esce senza già mascherina. La sala operatoria, ma l'uso della mascherina non era assolutamente convenzionale nella quotidianità. Perché vi dico questo? Perché la programmazione parte da un'esigenza della quotidianità. Noi avevamo dei magazzini, ma non tali per cui. Loro dicevano, ma non avevate proprio niente allora. L'azienda ospedaliera di Padova, io do sempre questo dato per farvi capire cosa voglia dire programmare. Prima del Covid utilizzava 950 camici al mese. Qua potrei far partire un concorso a premi per vedere chi indovina quanti ne utilizza oggi. Esatto. Da 950 camici al mese, tenetevi duri perché poi non è che dite ha sbagliato, siamo passati a 4.500 al giorno. Avete capito bene? Da 950 al mese a 4.500 al giorno. Voi capite che la programmazione dei magazzini pre-Covid con questi fabbisogni era impossibile. Ma è bene conoscerli i dati prima di parlare. E se avessimo trovato un folle che avesse, non dico fatto un carico per 4.500, ma anche per 1.000 camici al giorno, a fronte di 950 al mese che servivano, ma sarebbe finito in galera. Sarebbe stato perseguito per danno erariale, sarebbero riusciti a dimostrare che avevano da qualche parte un interesse con una parentela di 20° grado con quello che vendeva i camici. No, lasciate, guardate, ma lo dico perché in questo paese anche questo è un limite, cioè mettere fieno in cascina a volte rischia di diventare un problema. Quindi oggi però, alla luce del fabbisogno ormai che si è consolidato, noi abbiamo una situazione che è specchiata, cartografata, e vi daremo anche una tabella, in modo tale che i cittadini dicono 22 mesi una FP2, però quante ne hanno? Milioni ne abbiamo, milioni. Magari diamo anche il controvalore del più o meno il valore unico del magazzino che fa andare, come si dice in Veneto, in drioschiena. Non è per i ladri ovviamente tutta questa informazione, perché siamo super vigilati, abbiamo sistemi, cioè non provateci, perché vi fate male. Che senso? Focaccia, nel senso che i fornitori, i donatori di camici ci sono, volendo cercarli. È diventato il giornale del Nord, il vostro. Vabbè, grazie. Lascio l'ingegner Fattori e poi ci sono gli assessori. Grazie mille. Io ho il telefono. Allora, buongiorno. Allora,
quello che vi spiego è l'attività che ha fatto Azienda Zero dal 26 febbraio a supporto delle aziende sanitarie e non solo, a supporto quindi della realtà sanitaria e sociosanitaria a seguito della crisi derivante dal periodo Covid. Di cosa parliamo? Parliamo di forniture di dispositivi di protezione individuali, quindi calzari, camici, cuffie, guanti, mascherine che abbiamo imparato a conoscere, quindi mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, occhiali, tute e visiere. A chi è andato questo materiale? Il materiale è stato fornito alle strutture sanitarie, agli operatori, è stato distribuito agli operatori sanitari anche extraospedalieri, è stato distribuito ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, distribuito al personale addetto alle continuità assistenziali, distribuito alle case di riposo e alle strutture sociosanitarie. Come è stato raccolto il fabbisogno? Come ha detto prima il Presidente, al fine di avere una puntuale ricognizione, è stata consegnata ad ogni responsabile di una struttura una tabella, questa è la tabella, in cui ogni responsabile doveva indicare il proprio fabbisogno e sottoscrivere la tabella. Quindi il responsabile dell'unità del reparto quindi doveva indicare il fabbisogno giornaliero che necessitava. Questo fabbisogno veniva caricato, stiamo parlando di fabbisogno per circa 100.000 addetti, veniva caricato in un portale e sistematicamente aggiornato. Veniva aggiornato in relazione al fabbisogno se l'area era Covid o non Covid, se eravamo in momento più critico o meno critico. Questo per ottimizzare gli acquisti, ottimizzare le distribuzioni e ottimizzare la programmazione. Di che quantitativi parliamo? Allora, i quantitativi finora distribuiti sono calzari 1.984.000. Sì. Poi ci darà una tabella. Sì. Ok. Calzari 1.984.770. Poi vi do eventualmente i numeri precisi. Camici 5.651.038. Cuffie 2.306.650. Guanti 25.799.440. Mascherine chirurgiche 31.623.351. Mascherine FFP2 9.114.957. Mascherine FFP3 416.150. Occhiali 163.091. Tute 244.487. Visiere 659.319. Per dare dei dati sul fabbisogno medio giornaliero, è chiaro che dobbiamo tenere presente che nel periodo estivo c'è stato il calo di fabbisogno perché non eravamo in crisi e quindi prendetelo come valore medio. Mascherine chirurgiche 120.700 mascherine al giorno. Mascherine FFP2 34.790.000 mascherine al giorno. Camici 21.569 camici al giorno. Poi ve li diamo. Allora, questo è il periodo 26 febbraio fino al 14 novembre. Tutti 1.5 milioni e 6 è quello che avete in magazzino? No, questo è quello consegnato. Già distribuito. Questo è quello che finora è stato fatto ed è stato consegnato. Quelli sono stati i fabbisogni, il controvalore non ce l'ho in questo momento. E questo quindi i quantitativi per dire dell'attività che è stata fatta per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. Come ho detto, questi dispositivi venivano giornalmente aggiornati perché ci sono dei protocolli di dispositivi per le aree Covid e per non le aree Covid. Le aree Covid hanno avuto un'espansione
a marzo e poi hanno avuto una riduzione in estate. E adesso è chiaro che adesso il fabbisogno continuiamo a raccoglierlo, continuiamo a esaminarlo ed è un continuo processo di immagazzinare e far partire nuove gare. Quindi in magazzino attualmente abbiamo, se parliamo quindi di magazzino, 3.845.855 calzari, 17 mesi di autonomia. Mascherine FFP2, giacenza 11.615.657, 22 mesi di autonomia. Camici impermeabili 4.634.374, 18 mesi di autonomia. Cuffie 9.301.910, 12 mesi di autonomia. E mascherine chirurgiche 14.819.458, 4 mesi di autonomia. Mascherine FFP3 1.733.233, 26 mesi di autonomia. Occhiali DP 640.099, 12 mesi di autonomia. Tute protettive 1.261.552, 30 mesi di autonomia. Visiere protettive 1.016.202, 14 mesi di autonomia. Mascherine chirurgiche e FFP2 insieme complessivamente 6 mesi di autonomia. Ecco, questi sono alcuni dati. Guanti abbiamo 6.753.900, 2 mesi di autonomia. Questo perché siamo a supporto di altri contratti che le aziende hanno già. Però Azienda Zero procede in continuo con la programmazione e quindi sono già tutte gare già avviate per ripristinare i consumi che si prevedono a breve. Azienda Zero ha appena pubblicato, poi mandato a tutti i direttori, una nuova e più complessa procedura di rilevazione di fabbisogni, andando a inserire ulteriori articoli per calibrare ancora meglio il fabbisogno e rispondere al meglio alle necessità delle aziende sanitarie e delle strutture sociosanitarie del territorio. Mi pare, ringraziamo l'ingegnere perché è stato più che esaustivo. Emiliano. Solo un distinguo velocissimo, sono aziende del territorio, da dove arrivano tutti questi prodotti, lo sa indicativamente? No, sono gare aperte europee, quindi il mercato è ampio. Sì. Grazie. Altre domande sul Zambon? Gli assessori dopo. Parliamo dell'ingegner. La tabella, vabbè, quella ve la fornisco io, no problem. Passiamo all'assessore Lanzarin. Dopo vediamo. L'assessore Bottacin in coda o lo volete prima? Una domanda. Ci sono magazzini, cioè nel magazzino fuori Padova dove vengono tenute? Sì. È quel grandissimo magazzino che... Sì, adesso non so se ne ha solo un immobile o ha più immobili, però il magazzino principale, e dopo non so se è costituito da un immobile, ma noi quando parliamo di un magazzino intendiamo un'unica società che in questo momento gestisce il e da là magazzino. partono poi per le varie necessità che ci sono negli ospedali eccetera. Sì, esatto. Arrivano alle aziende e le aziende distribuiscono il territorio a caduta. Scusi dottor Fattorino, approfitto, quindi l'unica disponibilità molto limitata, però lei dice che non ci sono problemi perché fate le gare, sono le mascherine chirurgiche, cioè le mascherine chirurgiche ci sono 4 mesi di autonomia, ma è un prodotto che c'è molto sul mercato, quindi le mascherine chirurgiche adesso le troviamo dappertutto e faccio presente che abbiamo 22 mesi di mascherine FFP2. Quindi se tocca andremo in Ferrari. Lasciamo la parola all'assessore Lanzarin. Che domande c'erano? Vanzan e Marchiori e anche Zambon. Assessore, volevo solo tornare sui vaccini, quelli normali, anti-influenzali. Ne avevamo parlato pochi giorni fa, aveva detto siamo in attesa dell'ultimo lotto. I medici di base sostengono in alcune ULSS, non tutte peraltro,
che vorrebbero sapere, se si può, quando arriveranno, perché devono programmare le sedute, nel senso che non è che arrivano i vaccini e fanno vaccini a tutti quanti, proprio per la situazione di distanziamento sociale, programmazione degli interventi, eccetera, per cui la domanda è: c'è un'idea su quando arriverà l'ultimo lotto mancano il 25-30% circa? Mancano circa 150-170.000 dosi rispetto alla gara che abbiamo fatto a agosto. Dopodiché siamo in acquisizione di 3.000 dosi, adesso non so se sono di più, questo era il numero che io ricordavo, di un vaccino che si è reso disponibile soprattutto legato alle persone con allergie, ma comunque quindi che può essere utilizzato. E poi siamo anche in trattativa con il governo che ci ha fornito la possibilità di avere un vaccino per i minori 6 mesi, 18 anni, e quindi questi sono oltre la gara che voi conoscete, i numeri che voi conoscete. Le 150-170.000 dosi dell'ultimo lotto legato alla gara di agosto dovrebbero arrivare a inizio dicembre. Stamattina nell'incontro con i DG abbiamo fatto il punto della situazione e faremo anche una ricognizione adesso USL per capire quelli che hanno già consumato tutto, quelli che hanno, perché alcune USL potrebbero anche non aver consumato ma un po' dilazionato. Quindi stiamo facendo, e oggi abbiamo detto, appunto dato l'input alla prevenzione, di fare una ricognizione complessiva USL per USL. Marchiori e Zambon. Sì, Assessore, buongiorno. Ci arriva una segnalazione da parte di un'infermiera professionale che opera in una terapia intensiva del Veneto, dice a Trecenta. Allora, lei sostiene, questa è la domanda che lei ci rivolge, chiede perché da qualche tempo nel reparto arrivino solo mascherine FFP3 con gli elastici retroauricolari, quando in realtà da protocollo, dice, dovrebbero essere retronucali necessarie poi per la svestizione, cioè per semplificarla. Chiaramente non so rispondere, cioè nel senso facciamo una verifica, fateci una segnalazione, facciamo una verifica, ma credo che stiano distribuendo. Sono terminati gli altri? Non ho la minima idea, non credo che neanche l'ingegner Fattori sappia rispondere, insomma, su questa specifica delle mascherine, quindi non lo so. Va bene, poi ne ho un'altra che ci arriva da una cooperativa privata che fa assistenza domiciliare agli anziani, li lavano, li preparano il pranzo, insomma li assistono e chiedono perché non possono effettuare un tampone anche loro per la sicurezza o essere inclusi in un programma di... Però bisogna capire di cosa stiamo parlando, se stiamo parlando, non so, l'assistenza domiciliare che fanno i comuni, non sicuramente dell'ADI, quella che viene fatta tramite le aziende sanitarie, perché noi comunque a quelli abbiamo garantito, sono all'interno dello screening del tampone ogni 20 giorni oggi. Si tratta della cooperativa Med Allevia di Treviso. Al limite proviamo a fare una verifica di che tipologia e soprattutto se rientra nelle fattispecie di quelle convenzionate con le USL oppure quelle insomma a libero mercato e quindi completamente private. Va bene, grazie. Io direi di chiudere qui, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima occasione.